Benvenuti a questo straordinario video in cui esploreremo le parole ispiratrici di Vincenzo De Paoli sul servizio ai poveri. In un mondo frenetico e spesso indifferente, San Vincenzo ci insegna l'importanza di vedere al di là delle apparenze esterne e interiori e di abbracciare il dono della fede. Scopriremo come il Figlio di Dio stesso ha scelto di essere rappresentato dai poveri e come possiamo seguire le sue orme, curandoli, consolandoli e soccorrendoli. Siamo invitati a entrarci in profondità, a comprendere le loro sofferenze e a metterci al loro servizio con amore e misericordia. Unisciti a noi mentre esploriamo le parole toccanti di Vincenzo De Paoli e scopriamo come possiamo trasformare le vite dei poveri e la nostra stessa esistenza. Preparati a essere ispirato, motivato e a scoprire il vero significato del servizio. Non dobbiamo regolare il nostro atteggiamento verso i poveri da ciò che appare esternamente in essi e neppure in base alle loro qualità interiori. Dobbiamo piuttosto considerarli al lume della fede. Il Figlio di Dio ha voluto essere povero ed essere rappresentato dai poveri. Nella sua passione non aveva quasi la figura di uomo. Appariva un folle davanti ai gentili, una pietra di scandalo per i giudei. Eppure egli si qualifica l'evangelizzatore dei poveri. Mi ha mandato per annunziare ai poveri un lieto messaggio. Dobbiamo entrare in questi sentimenti e fare ciò che Gesù ha fatto: curare i poveri, consolarli, soccorrerli, raccomandarli. Egli stesso volle nascere povero, ricevere nella sua compagnia i poveri, servire i poveri, mettersi al posto dei poveri, fino a dire che il bene o il male che noi faremo ai poveri lo terrà come fatto alla sua persona divina. Dio ama i poveri e, per conseguenza, ama quelli che amano i poveri. In realtà, quando si ama molto qualcuno, si porta affetto ai suoi amici e ai suoi servitori. Così abbiamo ragione di sperare che, per amore di essi, Dio amerà anche noi. Quando andiamo a visitarli, cerchiamo di capirli per soffrire con loro e di metterci nella disposizione interiore dell'Apostolo che diceva: «Mi sono fatto tutto a tutti». Sforziamoci perciò di diventare sensibili alle sofferenze e alle miserie del prossimo. Preghiamo Dio, per questo, che ci doni lo spirito di misericordia e di amore, che ce ne riempia e che ce lo conservi. Il servizio dei poveri deve essere preferito a tutto. Non ci devono essere ritardi. Se nell'ora dell'orazione avete da portare una medicina o un soccorso a un povero, andatevi tranquillamente. Offrite a Dio la vostra azione, unendovi l'intenzione dell'orazione. Non dovete preoccuparvi e credere di aver mancato se per il servizio dei poveri avete lasciato l'orazione. Non è lasciare Dio quando si lascia Dio per il Dio, ossia un'opera di Dio per farne un'altra. Se lasciate l'orazione per assistere un povero, sappiate che far questo è servire Dio. La carità è superiore a tutte le regole e tutto deve riferirsi ad essa. È una grande signora, bisogna fare ciò che comanda. Tutti quelli che ameranno i poveri in vita non avranno alcun timore della morte. Serviamo dunque con rinnovato amore i poveri e cerchiamo i più abbandonati.
Essi sono i nostri signori e padroni. Le parole di Vincenzo De Paoli risuonano potenti e attuali, richiamandoci all'essenza stessa del nostro impegno verso i poveri. Ci ricordano che non importa quanto appaiano esternamente o internamente, dobbiamo vedere in loro la presenza di Dio e rispondere con amore e compassione. Attraverso l'esempio di Gesù, che si è fatto povero per noi, comprendiamo che il servizio ai poveri non è solo un compito, ma una chiamata divina. Dobbiamo essere pronti a sacrificare il nostro tempo, le nostre preghiere e le nostre comodità per coloro che sono nel bisogno. L'opera di carità e misericordia è un atto di adorazione verso Dio stesso. Le parole di Vincenzo De Paoli ci sfidano a superare ogni ostacolo e ad abbracciare la carità come regola suprema della nostra vita. Ci invitano a non esitare nel servire i poveri, anche a costo di lasciare momentaneamente le nostre preghiere, poiché la carità è la più alta delle regole e tutto deve riferirsi ad essa. Inoltre, Vincenzo De Paoli ci promette che coloro che amano i poveri non avranno alcun timore della morte. Queste parole ci spingono a perseguire con rinnovato amore il servizio ai poveri, cercando quelli che sono più abbandonati e dimenticati. Scopriamo che in loro troviamo i nostri signori e padroni e che la nostra vita trova il suo vero significato nell'amore e nella cura verso il prossimo. Concludiamo questo percorso di riflessione sulla grandezza delle parole di Vincenzo De Paoli, con l'invito a mettere in pratica ciò che abbiamo appreso. Sia che tu sia già coinvolto nel servizio ai poveri o stia ancora cercando un modo per aiutare, ricorda che ogni gesto di amore e compassione conta. Insieme possiamo fare la differenza e trasformare le vite dei poveri, portando speranza e dignità in un mondo che ha bisogno di guarigione. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.